Grande successo per il concerto di Mattew Lee a Taglio di Po. Anche quest'anno l'Associazione Città della Musica ha organizzato il tradizionale concerto benefico a favore dell'Associazione Foglie Vive. L'evento, tenutosi presso la Sala Europa, ha visto protagonista il talentuoso Mattew Lee, artista di fama internazionale noto per il suo straordinario virtuosismo rock and roll. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso il progetto degli orti solidari di Foglie Vive. Preso al volo nel backstage delle prove, Eccolo. Mattew Lee. Allora, innanzitutto, prima volta che vieni qua in Polesine. Prima volta che vengo qui a Taglio di Po. La zona io la conosco un po', dai. L'ho fatta tante volte negli anni. E il tuo accento è pesarese? Pesarese. Però abita a Milano. Vivo a Milano da 15 anni. Sorry, rock and roll. Rock and roll. Ma tu sei anche un virtuoso hai cominciato col pianoforte oppure hai cominciato col pianoforte, col conservatorio, pensa, con la musica classica, io che faccio il rock and roll. Ho cominciato con la musica classica, poi ho scoperto che c'era un modo più libero di suonare, ho cominciato a fare quello che avevo dentro, no? Che era rock and roll, non lo sapevo ancora, poi ho scoperto che c'erano degli artisti, ho cominciato a seguire, a fare e siamo arrivati qua. Paga in Italia il tuo genere? Beh sì, se no sarei andato via. Io faccio tour che sono nel mondo, però ho deciso di vivere a Milano, è una scelta mia perché mi piace. L'Italia è bellissima, io mi trovo molto bene a viverci e ho avuto possibilità di andare fuori tante volte, ma poi alla fine sono sempre tornato per poi ripartire. La mia base è a Milano, diciamo. Far musica in Italia in questo momento qua, dov'è che si guadagna? Cioè, con i dischi no, con Spotify no? Guadagni con i live. Solo i live. Il live è la parte maggiore. Poi se sei autore guadagni con la SIA. Spazi per un musicista in questo momento qua per poter emergere? È complicato, cioè se uno è proprio un emergente è difficilissimo. Se invece il fatto che un artista lo triturano in pochi minuti, tu parli dei talenti particolari, ma in generale sono scelte, sai, uno può decidere di farne, io ho deciso di non farne in passato. Ormai sono come dire, ho superato la linea, quella là, ma è difficile, è molto difficile. Uno deve sapere che è una scommessa, no? Potrebbe non funzionare, devi essere pronto, devi essere forte e cercare di andare avanti. Quanto dura lo spettacolo stasera? 1 ora e mezza. Forse anche 2 ore? No, 2 ore no, dai, un'ora e 40. Potrei fare 10-15 minuti. No, Bruce Springsteen può farlo. Io 4-5 ore. Ma se io faccio 5 ore vanno via tutti, non si può fare. No. Solo Bruce Springsteen può fare quelle robe lì. Perfetto, ti ringrazio. A te, ciao. Devo vedere bene, accendi tutta la sala, lasciala pure accesa perché sull'ultima dobbiamo fare come a San Siro, Chi vuole si può alzare in piedi, possiamo proprio slacciarci adesso, capito? Stanno insieme a 1 ora e mezzo ma dobbiamo fare un casino forte.